I 7 vizi capitali che sono stati messi in opera oggi sono un lavoro che si protrae da anni. Dal pensiero alla realizzazione naturalmente sono cambiate parecchie cose, ma l'idea fissa è sempre stata quella di dover rappresentare in qualche modo il pensiero che ognuno di noi ha nel suo intimo tramite un linguaggio assoluto, il linguaggio dell'arte, che poi è un linguaggio dell'uomo per l'uomo. Quindi il fatto di fare l'artista, di essere artista, o perlomeno di cercare di essere artista, perché come dico sempre è un modo di essere artisti, dovrebbe in qualche modo aiutare ad aprire quelle porte per il pubblico. Quindi si sa che l'arte contemporanea per i non addetti ai lavori tante volte non è così semplice, ma l'intervento quest'oggi in Villa Brandolini, grazie ai 100 anni di festeggiamento appunto della nascita di Don Mansueto Bietzer e anche il contributo del comune di Pieve di Soligo, ha voluto essere per me proprio una rilettura da poter dedicare al mio paese in primis e poi a tutti coloro che hanno voluto questa sera unire il campo dell'arte con il campo della musica e con un'esperienza. Abbiamo bisogno oggi di esperienze. Noi artisti abbiamo il compito di far in modo che la gente riesca in qualche modo a fermarsi per un attimo a riflettere su alcune problematiche che poi darà ognuno di essi daranno la loro risposta.